Abbiamo concordato col pubblico ministero un'applicazione della pena, a pena sospesa, 2 anni per uno, 1 anno e 10 per un secondo e la maggior parte 1 anno e 8, che sicuramente permette nel corso del pomeriggio di tornare agli assistiti, alle proprie famiglie, al proprio lavoro. Chiaramente avevamo altre aspettative, non perché il fatto non sia grave, il fatto è gravissimo, non dovrebbe mai capitare, ma perché avevamo preparato bene in termini anche di dettaglio soggettivo dei clienti, tutti i lavoratori, tutti incensurati, tutti senza precedenti d'ASPO, e avevamo un po' documentato questa situazione. Ad ogni modo non si può che essere, tirando le somme soddisfatte, perché la situazione era grave, i capi di imputazione erano pesanti, non c'era il tempo per ottenere le attenuanti generiche con un risarcimento, perché abbiamo lavorato in 48 ore, quindi bisogna essere soddisfatti così. La giornata era iniziata bene, c'era stata una bevuta di birra e mangiata di panini assieme, durata poco perché erano arrivati in ritardo per il traffico, poi la partita è andata bene, poi l'epilogo non è stato dei migliori. Se posso spezzare una lancia, ci sono stati 25 anni che iniziamo a festeggiare quest'anno come curva, dove non c'è mai stato un episodio di questo tipo, ma neanche di gravità molto minore.